Benvenuto nella prima puntata di Spectrum. In questa puntata cercheremo di capire come è nato il virus di questa pandemia. È una domanda centrale, perché se non conosciamo l'origine non saremo mai in grado di essere pronti per la prossima pandemia. Semplificando, esistono due teorie in riguardo: la selezione naturale in un animale ospite pipistrello pangolino prima del salto di specie, un coronavirus manipolato in un laboratorio e poi scappato. Ultimamente anche diversi giornali mainstream, dopo quasi 2 anni di silenzio assoluto, stanno stranamente parlando della teoria del laboratorio. Per capire cosa è successo veramente, ho intervistato 2 esperti: Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta, e Peter Götze, ricercatore di fama mondiale. La prima cosa che mi interessava era capire cosa si faceva in quel laboratorio. In questo laboratorio di Wuhan si facevano un certo tipo di esperimenti, si chiamano esperimenti di guadagno di funzione. Okay. E sono degli esperimenti molto particolari che hanno, come obiettivo quello di prendere un virus, trasformarlo, cioè creare quello che si chiama un virus chimera, cioè prendere un virus e mescolarlo con un altro virus sostanzialmente, trasformando il virus in qualcos'altro, cioè nella versione peggiore di se stesso, per vedere fino a dove questo virus può essere dannoso. A che serve tutto questo? Serve per 2 scopi. Il primo è quello militare, cioè creare un virus, una sorta di super virus. Il secondo è quello dei vaccini. Cioè questo tipo di esperimenti hanno come scopo quello di portare alla produzione di vaccini. Quindi a Wuhan si faceva questo. E chi è che stava lavorando a queste cose? Non era solo lo Stato americano. Lì lavorava una fondazione privata statunitense, finanziata in parte da fondi pubblici, perché dietro questa fondazione, si chiama Eco Health Alliance, c'è la CIA. Quindi immaginate la CIA sempre dentro il laboratorio di Wuhan. Quindi fondi pubblici statunitensi. Quelli che non erano fondi pubblici sono fondi di case farmaceutiche, unicamente, non sono case farmaceutiche qualsiasi, sono solo case farmaceutiche che producono vaccini. In sostanza, riassumendo, in quel laboratorio si studiavano i vaccini al coronavirus, non i vaccini a una cosa qualsiasi, il coronavirus alla SARS, e da quello che è emerso dagli studi, questo sono studi ufficiali pubblicati, a quanto pare stavano studiando un tipo di SARS che è molto simile, se non identico, al nostro Covid-19. Quindi si stavano studiando vaccini a quel tipo di malattia. E chi lo stava studiando? Tutte o le case farmaceutiche che hanno prodotto questo vaccino, oppure i finanziatori delle case farmaceutiche che poi hanno prodotto i vaccini che ci sono in circolazione. Diversi esperti avevano subito evidenziato già nel febbraio del 2020 la possibilità del virus scappato dal laboratorio. Tra questi esperti figurava anche Luc Montagnier, premiato con il premio Nobel per la scoperta del virus HIV. Quindi possiamo dire uno che di virus ne capisce abbastanza. Ma poi è successo qualcosa di mai visto. È stata fatta la più efficiente guerra preventiva della storia, perché nel gennaio dello scorso anno, quindi quando la pandemia, appunto tutti dicevano, come detto all'inizio di queste interviste, nessuno ne sapeva nulla, siamo rimasti tutti sorpresi, quindi prendiamo per buono quella cosa, tutti sorpresi.
nel gennaio dello scorso anno, quindi quando nessuno sapeva nulla, 27 dei scienziati, tra i più illustri scienziati del mondo, hanno scritto una bella lettera il secondo più importante giornale scientifico del mondo, si chiama Lancet, in cui dicevano che il virus che stava arrivando aveva un'origine animale, cioè la catena era del tutto animale, il laboratorio non c'entrava nulla in tutto questo, e che c'era scritto proprio specificatamente: chiunque avesse provato a mettere in dubbio quella teoria sarebbe stato un complottista, c'è proprio scritto così, e non andava preso sul serio. Più avanti anche Peter Goetze, scienziato di fama mondiale, ha puntato i riflettori sul problema del possibile incidente di laboratorio. Quindi ho deciso di chiedere la sua opinione sulla possibile origine del virus. E siccome l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'EMA hanno avuto un ruolo centrale in questa pandemia, gli ho fatto anche questa domanda. È un problema se questi enti sono finanziati in gran parte da privati e fondazioni? È un problema reale ed enorme. Le autorità di regolamentazione sono finanziate principalmente da quelle stesse persone che dovrebbero controllare. Questo problema è stato criticato per anni e ne vediamo gli effetti anche nel fatto che sono stati approvati troppi farmaci che in realtà sono troppo pericolosi e non avrebbero dovuto essere approvati. E poi, quando le morti si accumulano, le autorità di regolamentazione impiegano troppo tempo per togliere di nuovo i farmaci dal mercato. L'abbiamo visto tante volte. E in riguardo all'OMS, questa organizzazione ha preso alla leggera il suo conflitto di interessi. Lo vediamo nel controllo dell'OMS in Cina, che ha coinvolto Peter Daszak, che era in gran parte responsabile del finanziamento e della conduzione degli esperimenti di gain of function, la ricerca sul guadagno funzionale nel laboratorio di Wuhan. Quindi, se si scopre che il virus è stato davvero sviluppato a Wuhan e ha milioni di persone sulla coscienza, allora avrebbe un vero problema, così come gli istituti sanitari nazionali che hanno finanziato questa ricerca. I governi americano e cinese hanno uno strano interesse comune nell'impedire che la verità venga fuori. Dopo aver appreso queste informazioni, chiaramente dovevo chiedere se anche gli americani avevano un ruolo in questa dinamica del virus e del laboratorio. Certo, gli Stati Uniti sono in parte responsabili nell'aver causato questi milioni di morti. Sotto Barack Obama questi esperimenti estremamente pericolosi sono stati vietati, ma Donald Trump al potere ha cambiato tutto questo. E probabilmente è stato Anthony Fauci, il consigliere di Trump e di Joe Biden, insieme ad altri scienziati, a inserire una nota a piedi pagina nel nuovo ordine esecutivo che permette di continuare la ricerca se questa è per scopi di sicurezza nazionale. Ma non può essere nell'interesse della sicurezza nazionale giocare con il fuoco. È molto, molto pericoloso. In effetti, indebolisce la sicurezza nazionale. Quindi non è giustificabile che persone come Anthony Fauci e altri scienziati facciano in modo che tali pericolose ricerche continuino a Wuhan, con la partecipazione di ricercatori americani, in particolare Peter Daszak, che è ovunque. È molto probabile che il virus sia stato creato artificialmente nel laboratorio di Wuhan come parte della ricerca e sia scappato. Nell'intervista con Franco mi è rimasta impresso soprattutto questo spezzone che ritengo centrale per capire la dimensione di quello di cui stiamo parlando. Quello che è accaduto in un laboratorio dove sono fatti gli esperimenti e non si devono fare, che era un laboratorio militare.
ho scoperto, e la cosa mi ha fatto gelare il sangue, che gli Stati Uniti d'America, di laboratori come quello di Wuhan, ce ne hanno più di 200. Non negli Stati Uniti, in giro per il mondo. Okay. Cioè sono laboratori, chiamiamoli laboratori segreti, non saprei come definirli, sparsi per il mondo, dove sono laboratori militari, quindi dove le cui ricerche non sono pubbliche e dove non è possibile entrare e verificare assolutamente nulla, dove si fanno però quel tipo di esperimenti, si fanno esperimenti sui coronavirus e su altri virus mortali per l'uomo, e si fanno gli esperimenti di guadagno di funzione, cioè esattamente gli esperimenti che hanno portato a questo disastro. Bene, desidero chiudere questa puntata con una riflessione, una domanda. Ma se gli enti regolatori che dovrebbero controllare non sono indipendenti e al momento non sappiamo neanche come è nato il virus, ma come possiamo fidarci di chi gestisce la pandemia?